Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Un fine settimana molto importante, in particolare per Bassano del Grappa, che è un po' il fulcro in questo fine settimana delle celebrazioni in Veneto per due motivi molto semplici. Da una parte c'è il Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, Ponte di Palladio, Ponte di Bassano, chiamatelo come volete, quel che resta è il fatto che è un monumento nazionale di straordinaria bellezza, che ha una storia bellissima, porta tradizione, cultura, porta molte cose con sé, porta anche tantissimo turismo in tutto il territorio. Ponte Vecchio che verrà inaugurato domani. Ufficialmente si chiude il percorso, il lungo percorso e articolato delle celebrazioni per la fine dei lavori di restauro del Ponte Vecchio. Domani c'è il taglio del nastro e domani mattina dalle 9 in poi noi saremo in diretta con un'edizione straordinaria della nostra informazione per seguire tutte le fasi di queste iniziative. Saremo prima nel castello di Bassano, dove saranno accolte le autorità. Ci sarà sicuramente la Presidente del Senato Casellati, ci sarà Luca Zaia, ci saranno tantissime altre autorità, ci saranno tutti i discorsi di rito ovviamente. Poi partirà una delegazione di pochissime persone organizzate in questo modo proprio per evitare qualsiasi tipo di assembramento, che attraverserà il centro storico, andrà sul ponte per il taglio del nastro. Subito dopo arriveranno gli alpini, perché in questi giorni si stanno celebrando i 100 anni della sezione Montegrappa dell'Associazione Nazionale Alpini. Doveva svolgersi l'anno scorso il centenario, poi a causa del Covid non è stato possibile farlo. Si svolge in questi giorni, proprio in queste ore. Bassano è letteralmente presa d'assalto, in senso positivo ovviamente, da un numero impressionante di alpini, di penne nere che con le loro famiglie arrivano per vedere la città, per partecipare alle celebrazioni, per ritrovare i commilitoni, i vecchi amici, le persone con cui hanno fatto la naia magari in Veneto. È davvero una città molto colorata che vedremo fra poco con le immagini, sia quelle che abbiamo girato nei giorni scorsi, sia con i collegamenti in diretta, perché abbiamo i nostri giornalisti fuori proprio sul campo in questo momento. Quindi domani giornata straordinaria con diretta in edizione straordinaria. Oggi tantissime notizie da dare, poi naturalmente parliamo anche dell'emergenza coronavirus, della cronaca, di tutto quello che sta succedendo in Veneto. Ma adesso cominciamo il nostro giro di servizi con quello che riguarda la celebrazione degli Alpini e del Ponte. Bassano, il Veneto, l'Italia sono pronti a dare il loro bacino d'amore al Ponte Vecchio, che è tornato a rendere fieri e orgogliosi tutti quelli che lo guardano, che lo attraversano e che decidono di attraversare l'Italia pur di non mancare all'inaugurazione di domenica mattina. La città, a poche ore dal grande evento, si è risvegliata col petto gonfio e gli occhi lucidi, abbaiati dalle migliaia di bandiere tricolori che hanno colorato le vie di Angarano, le vetrine dei negozi, le insegne dei bar. Un inno silenzioso, in attesa di far parlare il passo cadenzato delle tante penne nere che stanno arrivando a Scaglioni coi loro cori, con le loro storie che raccontano la storia di tutti noi. È bello rivederlo dopo la dunata, veramente. Vedere che è rifatto in modo giusto, bello come deve essere. Una Bassano così, adornata di verde, bianco, rosso, che orgoglio si prova. Immenso, guardi, è una cosa immensa, bellissima. Un'occasione per riassaporare quella socialità, quell'atmosfera che è stata sacrificata in questi lunghi mesi, un appuntamento per ritrovare vecchi amici. Speriamo di ritrovarli tutti, con i nostri commilitoni, e poi in brindisi tutti assieme. Fuori dai bar si parla di storia, per le vie di Bassano ci si fotografa vicino alle coccarde tricolori, in piazza i bambini giocano a fare gli alpini. Una città che riconosce la sua anima verde di speranza, bianca di fiducia nel futuro e rossa di passione. Io ogni mattina alle 6:30 prendo la mia bici e la mia tappa, la prima tappa è solo passare il Ponte Vecchio. Tu non hai idea, la mattina presto o anche alla sera, quando non c'è nessuno, assaporarti l'emozione che ti dà questo ponte. Naturalmente quello che avete visto è solo una piccolissima parte di quello che stiamo raccogliendo in questi giorni, in queste ore, un entusiasmo
straordinario tanto da parte dei bassanesi quanto da parte di chi sta arrivando in città per visitare, vedere, partecipare. Naturalmente questo è indotto turistico importante per il territorio, non solo bar pieni come viene facilmente da pensare, ma anche alberghi pieni, musei pieni, tutto il territorio coinvolto, addirittura c'è chi sale in altopiano, c'è chi sale sul Monte Grappa, ci sono state le celebrazioni sul Monte Grappa, quindi non è solo il centro storico di Bassano, non sono quelle poche decine di metri del ponte a diventare l'epicentro, ma è tutto un territorio che vive nuovamente, quindi proprio l'idea di ripartire da dove ci eravamo fermati è molto importante. Vediamo che i risultati arrivano subito. Noi, come vi avevamo detto, saremo in diretta con un'edizione straordinaria della nostra informazione e ecco tutto quello che serve sapere. Un ponte fra il passato e il futuro di una città e di un territorio che vogliono ripartire. Un ponte di cultura, tradizioni, storia e coraggio. Un ponte, anzi il Ponte Vecchio, che rappresenta Bassano e il Veneto in tutto il mondo. In occasione dell'inaugurazione del Monumento Nazionale, Rete Veneta sarà ancora una volta a fianco dei telespettatori per raccontare, con un'edizione straordinaria della nostra informazione, tutte le fasi delle celebrazioni dalle 9 del mattino sino alla sfilata finale delle penne nere, che attraverseranno il ponte che porta il loro nome e il cuore di Bassano del Grappa. Domenica 3 ottobre sarà infatti anche il clou dei festeggiamenti per i 100 anni della sezione Monte Grappa dell'Associazione Nazionale Alpini. Un grande giorno per il Veneto, un grande giorno per gli alpini, sempre con Rete Veneta. E questa sera, giusto per entrare in tema, dalle 21 saremo in onda con come si può dire, con il ricordo dell'ultima adunata che si è svolta nel Triveneto, immagini bellissime, le ultime che abbiamo a disposizione di un ritrovo, di un'adunata ufficiale degli alpini che si collegheranno idealmente con quelle che vedremo domani, con la sfilata, che non sarà proprio una sfilata perché sarà una sorta di passeggiata, visto le limitazioni che ci sono col Covid, ma ci sarà un collegamento, un filo, un fil rouge, possiamo dire, non solo ideale ma anche fisico fra queste due cose. Quindi questa sera ripartiamo con gli alpini, ripartiamo con l'adunata Triveneta, immagini bellissime che ci porteranno a tutto quello che succederà domani. Adesso, per chi vuole fare un salto a Bassano in queste ore, in questi giorni, ci sono tante cose da sapere, ecco tutte le informazioni. Ci sarà il passaggio del Labaro nazionale che apre, diciamo, la sfilata e poi una sfilata ridotta, se così si può dire, di 800 alpini che provengono dalle 80 sezioni degli alpini di tutta Italia che sfileranno con i loro vessilli e confluiranno in Piazza Libertà e dopo torneranno a casa per quelli che sono più lontani. Domenica 3 ottobre viene inaugurato il Ponte Vecchio, che rimarrà chiuso dalle 6 fino alle 14 per consentire l'inizio delle celebrazioni al Teatro Gobbi in presenza di autorità civili, militari e religiose. Sarà inoltre previsto l'apertura del centro operativo intercomunale da sabato mattina fino alla fine delle celebrazioni di domenica. L'apertura del COI, il centro operativo intercomunale, viene aperto alla mattina del sabato. Ricordiamo che la mattina del sabato c'è il mercato e quindi bisogna anche salvaguardare le attività commerciali e praticamente sono riuniti tutti i rappresentanti sia dei volontari sia e delle forze di polizia, oltre a quelli del comune, per qualsiasi esigenza, dal problema di ordine pubblico anche quello problema di sanità, se no anche una transenna che cade. I residenti potranno inoltre accedere a parcheggi gratuiti nella zona di Prato Santa Caterina, Prato 1 e Prato 2 e il parcheggio di via Boschetto, zona Angarano, mentre i parcheggi della Baxi SPA rimarranno aperti per il resto della cittadinanza, come anche quelli delle scuole. Ci sono stati dei parcheggi assegnati ai residenti che dovranno portare le loro autovetture nel parcheggio e altri parcheggi destinati appunto ai turisti o alle persone che vogliono anche visitare solo il centro storico.
sono tutte informazioni importanti da conoscere, perché ci sarà una sorta di bolla attorno all'area delle celebrazioni più importanti, quindi ci sono zone in cui si può arrivare, zone in cui non si può arrivare, aree in cui si può arrivare a piedi, e naturalmente i varchi che controlleranno l'accesso e il numero delle persone sarà contingentato, ma non dovrebbero esserci problemi, basterà un po' di pazienza, un minimo di attenzione e tutto si svolgerà senza alcun problema. Adesso noi, in attesa di poter collegarci con la nostra redazione bassanese per vedere come sta andando in centro storico, sul ponte, con gli alpini, con i tricolori, con le celebrazioni, facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, però state con noi perché torniamo davvero fra un paio di minuti. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo partiti idealmente da Bassano del Grappa, Bassano che vuol dire territorio in generale, vuol dire anche Montegrappa, vuol dire altopiano di 7 comuni, vuol dire alpini in queste ore, penne nere, e ne abbiamo viste parecchie in giro per Bassano. Immaginiamo che la nostra Vanessa Banzato, che con Erinda Chitezza e Alessandro Costacurta sono a caccia di interviste, informazioni, curiosità su queste giornate così importanti, non solo per Bassano ma per tutto il Veneto, per il Triveneto in generale, perché ricordiamo che è il primo appuntamento importante per gli alpini dopo tanto tempo. A causa del Covid si è fermato tutto, si riparte da qui, noi siamo sempre vicini agli alpini e ripartiamo da qui. Quando siamo pronti con il collegamento, attendo un cenno dalla regia e possiamo partire. Nel frattempo vi ricordiamo ancora una volta, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che domani mattina dalle 9 saremo in diretta con un'edizione straordinaria della nostra informazione per raccontare per filo e per segno tutte le celebrazioni dell'inaugurazione del Ponte Vecchio e del centenario della sezione Montegrappa dell'Associazione Nazionale Alpini. Quindi Bassano, 100 anni di alpini, dovevano essere l'anno scorso e non è stato possibile fare nulla per i motivi che conosciamo. Si riparte da qui, si riparte come sempre da Rete Veneta, si riparte dalle penne nere, si riparte da Bassano. Stavamo parlando di una città letteralmente presa d'assalto dalle penne nere e ricoperta di tricolori che ci siamo un po' disabituati a vedere, siamo abituati a vederle solo quando l'Italia magari vince gli europei, poi le bandiere tornano nei cassetti. Invece a Bassano ce ne sono parecchie oggi, è vero Vanessa Banzato che ci racconta tutto dal centro di Bassano? Sì Ferdinando, buongiorno a te, buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ponte Vecchio di Bassano è il grande fine settimana in cui ci sarà l'inaugurazione ufficiale del monumento nazionale riconsegnato dopo mesi di lavori alla città. È un momento davvero emozionante. Poi tra l'altro vedete alle mie spalle ci sono già gli alpini che stanno cantando, ovviamente il classico mezzo e mezzo, non per far pubblicità a Nardini, il classico mezzo e mezzo di Nardini sul ponte. Insomma si sta ritornando, tantissime persone presenti sul ponte Vecchio e abbiamo sentito in centro la gente, c'è tanta emozione soprattutto perché non soltanto per il senso di questa inaugurazione, ma anche perché dopo mesi e mesi di limitazioni, di restrizioni in cui si è stati costretti nelle proprie abitazioni, in cui sono state restrizioni fortissime che hanno impedito un momento del genere, hanno impedito di ritrovarsi, davvero quello di questo fine settimana diventa come tirare un sospiro di sollievo, davvero una boccata d'ossigeno, perché si può tornare alla normalità. Tante saranno le restrizioni, tante vedete le persone che stanno riprendendo anche proprio questi momenti gli alpini che tornano a cantare. Tra l'altro gli alpini domani mattina sfileranno su questo ponte.
Sono attese almeno 800 penne nere da tutta Italia che attraverseranno il Ponte Vecchio dopo i discorsi inaugurali che si terranno nel Castello degli Ezzelini. Tu l'hai ricordato, lo ricordo anch'io, domani dalle 9, domani mattina alle 9 saremo in diretta e riprenderemo passo passo questo momento davvero unico, questa inaugurazione. Castello degli Ezzelini prima con i discorsi ufficiali, poi l'inaugurazione, una delegazione si recherà sul ponte, delegazione istituzionale tra cui anche la Presidentessa del Senato Maria Elisabetta Casellati, insomma, e ci sarà il tanto atteso sfilamento degli alpini. Sarà una sorta di mini adunata, però c'è davvero, sentendo anche le persone, c'è davvero voglia di ripartire, e si riparte in questo caso a Bassano del Grappa con il ponte e con gli alpini, con questo ponte che è conosciuto un po' da tutti come Ponte degli Alpini. Insomma, si riparte, Ferdinando, e davvero l'aria che si respira è frizzantissima, ecco, usando questo termine. Tra l'altro oggi 18:30 ricordiamo che verrà scoperta anche una targa proprio qui sul ponte in cui si ufficializza, ecco, questo il monumento nazionale riconsegnato alla collettività. Il senso, si risolverà il senso che ha questo ponte non soltanto per Bassano, i bassanesi, le bassanesi, ma a livello proprio nazionale, per tutta Italia, il senso di questo ponte. E insomma tante iniziative in questo fine settimana che soprattutto domani Rete Veneta seguirà a partire dalle 9 del mattino in diretta e porterà nelle vostre case tutte queste grandissime emozioni, Ferdinando. Vanessa, allora noi abbiamo visto tanti colori, tante penne nere, tanti tricolori anche, ma la cosa bella di questa giornata è che si sentono anche tanti accenti, tanti dialetti diversi. Siamo abituati un po', a causa delle restrizioni, a causa di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, a sentire soprattutto parlare veneto, parlare bassanese, come si suol dire. Invece abbiamo visto già da questa mattina, ma già dai giorni scorsi, che ci sono alpini che arrivano veramente da tutta Italia. Abbiamo visto alpini piemontesi, alpini lombardi, ma anche dal sud, che sono venuti per rincontrare i commilitoni, per rivedersi. Li abbiamo avvicinati anche. Raccontaci. Sì, Ferdinando, in effetti piemontesi tanti ne abbiamo sentiti da Roma. Infatti assieme alla collega Rinda Chitezza abbiamo incontrato proprio anche questi alpini che venivano da Roma, e anche loro una grandissima emozione per tornare nella loro Bassano del Grappa, perché c'è chi ha anche detto ormai Bassano è nei nostri cuori, noi ci torniamo, è un appuntamento per noi fisso, a maggior ragione in occasione dell'inaugurazione del ponte. Quindi davvero ci sono dei bocconcini d'Italia qua a Bassano del Grappa, dei pezzettini d'Italia che si ritrovano qua a Bassano, ed è una cosa davvero, davvero bella poter rivivere questo momento così intenso. Immagino che sia molto bello poter raccontare, andiamo dall'altra parte della barricata per così dire, immagino che anche per noi giornalisti sia molto bello poter raccontare di nuovo questa città, delle situazioni, delle emozioni che quasi avevamo dimenticato. Invece poter essere lì in mezzo a tutta questa gente ci pare comunque di vedere con la massima sicurezza, massima attenzione verso le mascherine, qualche assembramento minimo ovviamente ci sarà, però possiamo dire nessun rischio da questo punto di vista. Voglio ricordare una cosa, che è stato in più occasioni ricordata l'importanza del possesso del Green Pass. Di conseguenza anche domani l'accesso a tutte le manifestazioni sarà possibile solo se si è in possesso del Green Pass per andare al Castello degli Ezzelini, tra l'altro contingentato perché c'è un limite di presenze, di posti disponibili, ma anche sul ponte quando sfileranno gli stessi alpini dovranno essere in possesso tutti quanti del Green Pass. Di conseguenza c'è una totale attenzione, perché tantissime le mascherine, praticamente tutti hanno la mascherina anche se siamo all'aperto, però essendo in tanti, come hai detto tu, tante persone, qualche assembramento, però niente di particolare, però tutti quanti insomma in questi casi indossano la mascherina. Forze dell'ordine presenti per controllare, verificare, accertare che tutto funzioni meglio. Tra l'altro chiedo anche al collega Alessandro
Alessandro Costa Curta ci sono delle operazioni di bonifica. Vedete, adesso Alessandro dovrebbe inquadrare, stanno sistemando, facendo alcune operazioni di bonifica per gli ultimi controlli, insomma, del ponte, e sono adesso in azione gli uomini, i sommozzatori, i carabinieri presenti, che appunto stanno verificando che tutto sia totalmente nella norma. Insomma, Ferdinando, tutto sotto controllo al momento, tutto sotto controllo, quindi senz'altro la giornata proseguirà nel migliore dei modi. E poi ripeto, la bellezza di... sai cosa faccio? Avvicino il microfono, Ferdinando, e vediamo se riusciamo a fare arrivare fino... Emozione risentire questi cori spontanei alpini proprio qui sul ponte Vecchio, sul monumento nazionale, che in questo fine settimana vivrà un grandissimo momento, grazie anche all'affetto di tutte le persone che saranno presenti in questi 2 giorni qui a Bassano del Grappa. Ferdinando, se non hai altre domande... Vanessa, allora noi vi lasciamo andare perché sappiamo che c'è tanto da fare. Se ci sono situazioni, notizie, qualcosa di particolare da far vedere ai nostri telespettatori in diretta, non esitate a contattarci, le daremo come sempre in onda qui sul Focus TG. Grazie, buon lavoro. Adesso noi contattiamo la nostra redazione padovana perché possiamo già fare un collegamento anche con Padova, a tempo giusto tecnico di sistemarci. E allora, avete visto alpini che cantano sul ponte Vecchio, sul ponte che porta il loro nome. Era un bel po' che non si vedevano situazioni simili, emozioni simili. È stato molto bello risentire queste voci che davvero a causa del coronavirus, a causa di tutto quello che stiamo vivendo, sembravano essere perse nel vento che passa sopra il ponte, che viene portato via dalla Brenta. Invece tornano gli alpini, tornano le canzoni, torna la gioia di stare insieme, di rivedersi, di vivere. Ovviamente l'invito è quello di fare un salto sul ponte, perché sì, è bello visto con le nostre immagini, con le telecamere, i giornalisti, gli operatori di Rete Veneta, ma farci una passeggiata è decisamente un'altra cosa. Adesso noi abbiamo poco tempo perché la pubblicità incombe, però dovremmo riuscire a contattare Padova, perché la nostra redazione padovana è in municipio e stanno aspettando di poter entrare nell'ufficio del sindaco di Padova per comunicazioni molto importanti, immaginiamo non di natura politica, perché ovviamente ci ricordiamo che siamo sotto elezioni, quindi questo genere di comunicazioni non vengono fornite in queste ore, ma ci sarà qualche notizia importante di sicuro. Noi aspettiamo di vedere i nostri colleghi, sentiamo che cosa hanno da raccontarci, poi andiamo avanti con il nostro TG. Eccola, abbiamo Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Alle spalle la tomba di Antenore, insomma si dice che sia stato il fondatore di Padova, giusto per darvi una notizia di dove sono e che cosa sto facendo. E diciamo che sono appena uscita da un posto molto carino, vedrete poi il servizio questa sera, perché è stato inaugurato il Museo della Goliardia Padovana. Ho anche registrato vari pezzi di un mini concerto organizzato dalla Polifonica Vitaliano
linguazza, e quindi avrete modo insomma di sentire alcuni dei pezzi che sono stati suonati nel cortile del Bo. Il museo è proprio all'interno del Bo, diciamo che è il secondo avvenimento molto importante dell'inizio dei festeggiamenti per gli 800 anni dalla fondazione dell'Università di Padova, e chicca nelle chicche anche il tribuno che si chiama Apocalisse Valerianas, è una donna, quindi Padova rettrice donna, tribuno donna. Ecco, insomma, diciamo è una città che si sta svoltando in rosa, tra virgolette. Chiara, noi abbiamo la pubblicità che incombe, ma sappiamo che state per entrare in una conferenza stampa che si preannuncia importante. Abbiamo qualche rumor su quello che verrà detto? No, assolutamente no. Sappiamo che il sindaco ci ha convocato per una conferenza stampa molto importante. Gli ultimi sabati ha annunciato per esempio l'arrivo sono dei fondi per la terza linea del tram a Padova. Adesso vedremo che cosa ha da raccontarci e poi insomma noi ve lo racconteremo a nostra volta. Allora Chiara, se riusciamo a risentirci dopo la conferenza stampa per avere qualche infarinatura di quello che è stato detto, altrimenti se avete altre notizie poi non esitate a contattarci, tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Grazie, buon lavoro. Perfetto, grazie. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, facciamo un brevissimo break, ma state con noi, torniamo fra pochissimo e abbiamo ancora tantissime notizie. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, giornata, dicevamo, molto importante per quanto riguarda Bassano, ma il Veneto in generale, con gli alpini che tornano a ravvivare il centro storico di Bassano per la prima volta in modo organizzato, più o meno organizzato, perché sappiamo che in teoria le sfilate ufficiali non si possono svolgere, ma domani ci sarà uno sfilamento di 800 sezioni, 800 alpini, scusate, appartenenti a 80 sezioni per celebrare i 100 anni della sezione Montegrappa in occasione del taglio del nastro. L'abbiamo già detto, ma è importante ribadirlo, domani dalle 9 diretta in edizione straordinaria di Rete Veneta, di Focus TG, qui dalle 9 in poi per vedere tutte le celebrazioni. Tutte le celebrazioni, ma ci sono anche delle curiosità che riguardano questi giorni. Prima di andare avanti con la cronaca, vediamo come si sono organizzati un po' i locali di Bassano. Qualcuno ha pensato, come spesso succede in occasioni delle manifestazioni un po' più importanti, di proporre qualcosa di mirato. Vediamo cosa si sono inventati. Un piatto rustico con soppressa, asiago, porcini e polenta, una bruschetta con morlacco fresco e radicchio e per finire un buon gelato di crema alla grappa. L'arrivo degli alpini in città ha sbizzarrito i bar e i ristoranti che abbinano tradizione a innovazione per dare il loro benvenuto alle penne nere. Un locale addobbato con un meraviglioso tricolore, esatto. Tutto è pronto per l'inaugurazione del ponte e l'arrivo degli alpini. Esatto, finalmente questo ponte torna alla città di Bassano e noi siamo veramente felici e orgogliosi di questa cosa. E ci stiamo preparando per questo arrivo degli alpini e quindi siamo tutti un po' scombussolati, ma insomma speriamo che arrivi tanta gente e un buon lavoro per tutti quanti, perché ce lo meritiamo alla fine, no? Facciamo il piatto rustico, che è con la soppressa, il formaggio asiago e i funghi porcini e la polenta. Sicuramente i turni sarà un po' un tour de force, ma insomma dai, ci siamo organizzati bene e aspettiamo con ansia questi alpini insomma che arrivano in città. Cresce l'attesa per domenica, per il grande evento. Come vi state organizzando? Beh, ovviamente comprando un sacco di roba, comprando un mare di roba nella speranza di venderla. Ci stiamo sicuramente organizzando con diverse soluzioni anche a livello pubblicitario perché sappiamo che poi questo torna indietro, no? Come sono state nelle diverse adunate. Il panino ideale per gli alpini qual è? Speriamo siano tutti ideali per gli alpini, soprattutto il bere. Bassano Tricolore, vi state organizzando con addobbi pronti insomma per l'inaugurazione del ponte? Sì, abbiamo
anche deciso di comprare dei palloncini in più, giusto per rendere Bassano viva e colorata, dato la giornata. Sarà sicuramente un gran giorno di feste ed è giusto che siano prima di tutto anche i commercianti a mostrare il colore e la gioia di questa rinascita del ponte, come del periodo che si apre. Un gelato per gli alpini, avete pensato? Abbiamo il gusto crema alla grappa e per l'evenienza di domenica stiamo preparando il mezzo e mezzo con scorza d'arancio. Ce n'è per tutti i gusti, naturalmente è bello anche sapere che cosa incontra il gusto degli alpini in questi giorni che permettono anche ai ristoratori, agli esercenti, a chi lavora di sbizzarrirsi un po'. Dopo 18 mesi passati a pensare soprattutto a come portare a casa la pagnotta, come arrivare a fine mese, avere anche il tempo di inventare qualcosa di nuovo, insomma è un bel modo per ripartire. La ripartenza è il tema di questi giorni, di questo periodo, non è solo il taglio del nastro, non sono solo gli alpini che arrivano, è proprio il concetto di ripartire, di ricominciare. Allora chiudiamo questa parte dedicata agli alpini, a Bassano, con le dichiarazioni del presidente della sezione ANA Montegrappa, Giuseppe Rugolo. Siamo saliti al Sacrario a Cima Grappa a rendere omaggio ai caduti tumulati e a ripetere e rinnovare quello sposalizio con la storia, con la memoria che vede gli alpini sensibili fin dalle proprie origini. C'è stato un momento emozionante, un momento di silenzio, perché in un sacrario, e soprattutto il Sacrario di Cima Grappa, non servono tante parole, tanti discorsi, raccontano tante storie chi lì ha vissuto, ha combattuto e ha lasciato la vita, e perciò ci siamo portati a questo sacrario forti del nostro essere alpini e rispettosi della storia, e speriamo che sia l'inizio, un buon viatico per una buona ripartenza. Ci saranno altri 2 appuntamenti semplici ma importanti. Abbiamo l'inaugurazione di un sentiero che abbiamo ripristinato e dedicato al centenario della nostra sezione e regalato alla città, un sentiero lungo il Brenta, e poi avremo uno scoprimento di una targa, la targa che attesta il nostro centenario verso sera. Naturalmente tutte queste iniziative che ha annunciato il Presidente Rugolo noi le abbiamo seguite, le seguiremo, ve le racconteremo nel corso della nostra informazione. Adesso chiudiamo la parentesi dedicata a questa importante manifestazione, invitandovi ovviamente domani mattina a partire dalle 9 per la nostra diretta in edizione straordinaria, e vediamo invece che cosa è successo a Possagno. Siamo sempre nella Pedemontana, queste non sono belle notizie, non sono cose divertenti, perché qualcuno ha pensato di farsi un giro con un fuoristrada sulla scalinata del Tempio del Canova. In retromarcia giù da una delle scalinate più celebri del Veneto, in quel tempio del Canova, custode di un'arte senza tempo, è durata poche ore la gloria social di un 24enne della Castellana che verso le 23 del 29 settembre scorso, a bordo della sua Suzuki Samurai rossa, ha dato spettacolo davanti ad alcuni coetanei che lo hanno immortalato in un video poi condiviso in rete tra urla di incitamento e risate, immagini che sono diventate materiale di indagine accanto alle sequenze della videosorveglianza, perché altro particolare non da poco, la zona è monitorata, e non potrebbe essere altrimenti vista l'entità del patrimonio, da diversi occhi elettronici. Il 24enne davanti ai militari ha ammesso la propria responsabilità e si è detto pentito e pronto a rimediare a eventuali danni. Sulla sua testa pende l'accusa di danneggiamento aggravato in luogo di culto e di interesse artistico. Alcuni gradini sarebbero stati scalfiti. In corso di identificazione i giovani che erano con lui e che hanno preferito registrare le sue gesta anziché fermarlo. Il caso quindi non è chiuso. I responsabili dell'opera dotazione del Tempio hanno presentato denuncia e ulteriori valutazioni tecniche saranno effettuate nei prossimi giorni dall'Arma di Castelfranco Veneto, d'intesa con la Procura e con i colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia. Anche in queste ore sul posto i militari della stazione di Pieve. Al di là del codice penale resta uno sfregio per un'intera comunità. Sicuramente è un episodio deplorevole, un episodio che fa male a noi possagnesi, fa male a tutti, fa male all'arte, fa male al mondo della cultura, fa male al mondo religioso, perché ricordiamo che il nostro tempio è anche la nostra chiesa parrocchiale e quindi vedere uno scempio di questo tipo fa male.
E proprio perché a essere colpito è un luogo dell'anima per il territorio, la conseguenza non può essere solo giudiziaria. Proveremo sicuramente a portare questi ragazzi nella strada giusta e quindi magari convertire questa loro pazzia, questa loro voglia di fare atti inconsueti e non coerenti con quelle che sono le norme del nostro vivere civile in magari delle attività sociali. Silenzio e rispetto, chiede il cartello affisso alle porte del Tempio, né uno né l'altro sono stati concessi e così nella patria del neoclassicismo mondiale è andata in scena la follia social dell'epoca moderna. Immagini che davvero non pensavamo di poter vedere, ne abbiamo parlato anche con Vittorio Sgarbi, presidente naturalmente della Fondazione Canova, ma la sua intervista come sempre controcorrente la vediamo dopo la pubblicità, perché adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta, in onda, anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo parlando in questi minuti, prima di andare in pubblicità abbiamo visto le immagini di un SUV, di un fuoristrada, anzi abbastanza anche datato, sulla scalinata del Tempio Canoviano di Possagno. Abbiamo saputo, identificato almeno uno dei ragazzi che hanno partecipato a questa serata decisamente sopra le righe. Sentiamo invece quali sono le reazioni a quanto abbiamo visto. Ho una grande amarezza, sono rimasta basita dal video che ho visto, perché questo è un luogo sacro, ma sacro sotto vari punti di vista. È un luogo sacro dal punto di vista religioso, è sacro dal punto di vista storico, artistico, architettonico, ma soprattutto civile. Un luogo unico ma dai tanti significati, il cui progetto fu donato alla comunità dallo stesso Canova. La posa della prima pietra nel luglio del 1819, allora un intero territorio si mobilitò per costruirlo. Storia dell'arte, storia di vita anche collettiva che evidentemente qualcuno la sera del 29 settembre ha ignorato. Mi spiace poi pensare che manchi quel senso civico, quel rispetto verso un monumento che deve essere sentito un bene della collettività. Se loro avessero almeno un minimo di consapevolezza di che cosa rappresenta quel monumento, non si sarebbero mai permessi. Mancanza di cultura quindi, certo sarà da capire se abbia inciso anche qualche sostanza, la condanna è unanime. Di fronte a questi getti è proprio da vandali e basta, non c'è niente da dire. Basta, non dico niente. Cosa vuoi fare? I giovani sono così, la sera bevono e fanno di tutto e poi fanno queste cazzate qua. Dipende anche dai genitori, secondo me. Troppo liberi. Troppo, ci danno troppo, 18 anni la macchina, moto, motorini. E su sto caso qua sono abituati bene e quindi per loro tutto è possibile. Bisognerebbe tutelare queste bellezze che noi abbiamo, specialmente qua in Italia, visto che tutti quanti ne parlano bene e noi in primis italiani cerchiamo di fare questi sfregi, sarebbe proprio la cosa più disumana che possa esistere. Siccome che sono ignoranti, questa è la problematica, ma è una problematica molto corrente questa qui della stupidità. Purtroppo mi dispiace parlare dei giovani, perché anch'io sono stato giovane in questo. Abbiamo fatto anche noi delle stupidaggini, però queste cose qua sono cose al limite della decenza. E sentiamo che cosa dice di questa. È riduttivo chiamarla bravata, perché non è una bravata, c'erano i rischi per fare danni veramente importanti. Di che cosa ne parla, che cosa ne dice, scusate, Vittorio Sgarbi? È meraviglioso, è uno spettacolo di pop art degno di Jeff Koons. L'idea che un monumento sia violato senza fare un danno è qualcosa che scandalizza solo sul piano moralistico, nel senso che la macchina è salita, questo cretino ha fatto questo numero, se ci fosse un danno potremmo dire deve pagare. Per il resto è semplicemente l'irruzione della volgarità, della stupidità, della modernità, della mancanza di rispetto della storia in un luogo sacro. Però questo in realtà fa parlare, come quella volta di quel deficiente di austriaco, che poveretto poi ho anche perdonato, che si è seduto sulle dita della Paolina Borghese
pensando che fosse un divano, perché in effetti lei sta su una sorta di letto e lui si è seduto lì e ha rotto peraltro le dita già restaurate, quindi non originali. Però questa cosa che valeva 1.000 euro di restauro ha fatto il giro del mondo facendo parlare di Canova e facendo parlare anche dello scandalo giusto delle anime belle rispetto a questo gesto idiota. Siccome qui non abbiamo sostanzialmente nessun danno, a quello che io ho capito, perché ho guardato il video anch'io con attenzione, abbiamo solo l'esempio della stupidità umana, si giudica da sola e quindi si parla di Possagno, la gente si indigna e ama ancora di più quel monumento. Per cui va rovesciato il fatto, è la collisione fra la stupidità del nostro tempo e la grandezza di Canova, che però, non avendo danneggiato Canova, serve solo a far condannare l'imbecille che è salito con la sua macchina, che però ha messo insieme due cose che convivono. Come d'altra parte noi viviamo ogni giorno, passiamo in città piene di monumenti, abbiamo le automobili, però la contaminazione fra l'automobile, la modernità, la stupidità e il passato è quotidiana. Quindi se voi ci ragionate bene, tutto il mondo parla di questa cosa, si indigna e ama di più Canova. Per cui se non verrà fuori che c'è un danno che potremo chiedere a questi cretini, c'è probabilmente una multa, perché quella è una zona ovviamente in cui ci sarà un divieto di passaggio e poi non si può andare sulla scala. L'episodio, che è grave dal punto di vista del moralismo, è in realtà il segnale di una contraddizione tra due mondi, tra un mondo antico, grande, che è il mondo classico, e il mondo di una contemporaneità demente. Come sempre Vittorio Sgarbi ha una lettura controcorrente, lucidissima, il genio a volte di chi vede le cose da un'altra prospettiva. Si è parlato del Canova, ovviamente anche in questo caso l'invito è andare a vedere le opere bellissime del Canova. Il bicentenario cade a breve, quindi c'è anche la scusa per fare un salto da quelle parti, da lì a Bassano, poi tutto il resto del Veneto è a portata di mano. Chiudiamo anche questa pagina, andiamo a vedere se ci sono novità per quanto concerne l'appartamento distrutto dalle fiamme ieri a Vicenza. L'esplosione, il boato, poi le lingue di fuoco e il fumo nero, denso, che ha invaso l'appartamento di una palazzina in via Sirtori nel quartiere San Bortolo a Vicenza. Sono stati momenti di terrore per i residenti delle palazzine di fronte. Stavo uscendo con la macchina per andare al mare. È esploso, per fortuna mia moglie non ha tirato fuori la macchina e è saltato le tende e i vetri. Le fiamme hanno divorato l'appartamento, non hanno lasciato nulla di intatto, mentre il fumo ha danneggiato il vano scale, impregnando un po' tutto. Un incendio che, secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco, potrebbe avere una mano dolosa. Secondo le molte testimonianze, dall'appartamento poco prima si erano sentite delle urla, un litigio violento tra la coppia che da qualche anno aveva comprato l'abitazione. E lui ha detto: ecco cosa succede fare queste cose, non lo so, che poi lui è scappato sgommando e la signora lì gridava che lui bestemmiava. Sembra che alla base del violento litigio vi siano questioni economiche. L'esplosione e l'incendio sarebbero scoppiati poco dopo il litigio. Fortunatamente in casa in quel momento non c'era nessuno, anche la figlia della coppia era a scuola. Fiamme divampate rapidamente, troppo rapidamente, altrettanto velocemente dilagate per l'appartamento. E mentre ancora i vigili del fuoco sono al lavoro, la lite tra i due riesplode furiosa in strada. L'uomo, ricomparso nella via, viene preso in consegna dai carabinieri. Su di lui si scaglia la compagna in lacrime. La donna si sente male, viene soccorsa dai residenti della via. L'uomo, portato in caserma in via Muggia, è stato denunciato a piede libero. Intanto i vigili del fuoco, con 5 squadre, un'autoscala e 13 uomini, alla fine riescono a domare l'incendio. Eravamo a Vicenza, restiamo a Vicenza, dove c'è Luisa Bertini che con Simone Squarcina sono in centro storico per raccontarci al volo tutte le ultime novità dall'area iberica. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi e buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi in realtà la giornata è iniziata con una notizia di cronaca che viene dal territorio di Schio, perché nell'area del Duomo proprio ieri una pattuglia è stata richiamata da un passante che aveva segnalato un uomo che stava andando in escandescenza contro l'esercente di un pubblico esercizio. Quindi gli agenti sono intervenuti con il supporto della pattuglia di Schio e una da Tiene
L'uomo è un 41enne di nazionalità tunisina che spiegava di vantare un credito di alcolici di 50 euro nei confronti di questo barista per fatti accaduti nei giorni precedenti, ma addirittura nella circostanza non solo il gestore ha sporto denuncia, ma gli agenti, una volta entrati, hanno trovato dei coltelli con il quale questo aggressore che è andato in escandescenza stava minacciando l'esercente. Quindi la mattinata è partita con la cronaca, poi ho sentito che avete appena mandato il servizio della collega Gabriella Basso dell'incendio e quindi andremo a sondare se ci sono novità relative soprattutto alle famiglie, in modo particolare mi riferisco alla persona disabile che attualmente è nella casa di riposo, e quindi sentiremo se ci sono novità anche da parte dell'amministrazione su queste famiglie che ieri sono state evacuate e che sono ritornate verosimilmente tutte all'interno degli appartamenti. Ovviamente altri fatti di cronaca li andremo in cerca durante la giornata. Adesso siamo in piazza Biade, dove alle mie spalle, non so se riuscite a vedere, ci sono gli stand della giornata del volontariato, quindi all'interno del nostro TG daremo spazio anche ai volontari e alle varie associazioni del territorio. Benissimo Luisa, allora intanto molto bene, grazie per queste informazioni che naturalmente andranno poi aggiornate nella TG Vicenza di questa sera, quindi invitiamo i nostri telespettatori a seguire la nostra informazione serale. Noi abbiamo ancora qualche minuto di TG, se succede qualcosa di importante a Vicenza non esitate a contattarci, lo daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio per concludere questa parentesi vicentina. Sentiamo le interviste alle persone che ieri hanno assistito a quello che poteva essere veramente un disastro. Ho sentito che è caduta la tenda giù, ha fatto buh. E ho visto fumo che esce. Sono stati momenti concitati, ma la prontezza dei riflessi della badante ha consentito di portare in salvo l'anziano disabile che abita al primo piano della palazzina dove è scoppiato l'incendio. L'ho preso subito e sono uscita in corridoio, ma sulle scale non potevo scendere con lui. Allora io ho cominciato a gridare per qualcuno che mi aiuta. È venuto un ragazzo di colore di qua e mi ha aiutato e siamo usciti fuori. Ma tutto sta tremando fino adesso. Per dare i vetri delle deflagrazioni, il fumo continua ad uscire mentre nella palazzina i residenti sono al lavoro e rincorrersi delle chiamate e la corsa per arrivare. Ero a lavoro in ospedale, mi ha chiamato il vicino che c'era il fuoco, che avevano già avvisato i vigili del fuoco. Pensavo che fosse una cosa piccola, ho detto magari esagero, ho aspettato un po'. Mi hanno richiamato un altro vicino che invece la cosa era seria. Una decina di appartamenti nella palazzina di via Sirtori, ma solo 6 hanno rischiato di essere coinvolti. Stanno verificando nei vari appartamenti se ci sono danni strutturali e sembrerebbe per fortuna di no. Stiamo capendo quali siano i nuclei e da quanto sono composti ovviamente i nuclei familiari. Per fortuna uno di questi appartamenti era libero ed era vuoto. Alla fine fortunatamente nessuna delle altre famiglie è stata evacuata. Gli appartamenti sono risultati tutti agibili, solo l'anziano disabile temporaneamente ospitato all'IPAB in città. Adesso andiamo avanti con la cronaca, perché c'è stato questa mattina un incidente molto grave sul passante di Mestre, ci sono anche 2 feriti. L'incidente è avvenuto al chilometro 406 dell'autostrada A4 sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sono rimaste ferite in modo grave 2 persone che viaggiavano a bordo della vettura che vedete si è schiantata contro il guardrail. Le cause sono ancora al vaglio da parte della Polizia Stradale di Mestre. L'incidente si è verificato poco dopo lo svincolo per Venezia Est nel territorio di Mogliano, ai confini con Quarto d'Altino. Sul posto strada, vigili del fuoco, SUEM e centro operativo di Mestre per quanto concerne la soluzione dei problemi legati alla viabilità. Un ferito si trova al Cafoncello, il più grave invece si trova a Mestre, sono stati portati via in ambulanza. Allora, a questo punto la cronaca più o meno della giornata l'abbiamo vista, chiudiamo con i dati dell'emergenza coronavirus, perché ci sono arrivate le tabelle ufficiali da parte della Regione, sono decisamente interessanti, perché ci dicono che a fronte di 457 nuovi casi riscontrati con i tamponi dalla sanità veneta di ieri, sono 10.433 le persone attualmente positive in Veneto. È un numero che cala
continuamente, un calo vistoso, deciso, e ormai la direzione sembra ben precisa. Sono 470.031 le persone che si sono infettate dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 447.820 quelle che invece sono guarite, sono purtroppo 11.778 i decessi legati al coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto importante perché ci dice come la sanità veneta sta reggendo l'urto di questo momento della pandemia. Sono 221 le persone ricoverate in area non critica, di cui 173 positive. Sono 53 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 45 ancora positive. Il bilancio è negativo di 2 unità sia in area non critica che in terapia intensiva, e anche questa è una buona notizia, perché è un altro dato indeciso. Calo costante, sono 2 i decessi purtroppo da segnalare. Torniamo in studio, ma solo per vedere un'altra tabella, che è quella che ci parla dei vaccini. Sono 13.000 le dosi somministrate nella giornata di ieri, di cui 6.000 prime dosi, 6.198 cicli completati, 1.531 dosi addizionali e booster. Il totale dei veneti coperti, in questo caso lo vediamo subito, 74% per quanto concerne la prima dose, 70% con il ciclo completo, 0,2%, ma si sa che per ora sono destinate ai fragili, agli over 80, le persone con la terza dose, il cosiddetto booster, sono 10.000, è cominciata da pochi giorni, quindi è normale che i dati siano questi. Allora, questa era l'informazione del nostro Focus TG. Noi vi ricordiamo che questa sera dalle 21 ripartiremo con gli alpini, rivedremo le immagini dell'ultima adunata che si è tenuta nel Triveneto, immagini davvero bellissime che si collegheranno idealmente ma anche fisicamente, perché gli alpini sono qui a Bassano, con la diretta in edizione straordinaria di domani mattina dalle 9 qui con noi a Rete Veneta, canale 18, per vedere tutte le celebrazioni del centenario dell'associazione alpini della sezione Montegrappa. Stessa ora, stesso posto per quanto riguarda il taglio del nastro e le celebrazioni del Ponte Vecchio di Bassano. Ci è appena arrivata la conferma che ci sarà anche il governatore Luca Zaia, una lunga diretta da seguire per vedere passo passo tutte le fasi, tutti i colori, tutto quello che succederà domani, tutte le emozioni, come sempre qui su Rete Veneta. Per tutto il resto vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera, TG Vicenza, TG Bassano in primis, e vi auguriamo un buon pomeriggio. Ringraziamo anche tutti i colleghi, Fabio Verini in regia, tutti quelli che ci hanno permesso di portare questa informazione a casa vostra.